Giornata in memoria della giovane Alice Schembri che si è tolta la vita gettandosi dalla rupe Atenea, organizzata dall'Istituto Rita Levi Montalcini. Fiaccolata a Palermo il ricordo dei 3 giovani uccisi a Monreale, organizzate dalle parrocchie palermitane. Si è conclusa positivamente l'edizione 2025 di Giovani in Festa con la partecipazione di oltre 1000 ragazzi provenienti dalle parrocchie agrigentine. La prossima edizione si terrà a Canicattì. Consegnate ad Agrigento le 6 stelle al merito del lavoro 2025 conferite dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Confcommercio dice no all'aumento delle tariffe idriche del 5,40%. Ennesima denuncia di Mariamico sul degrado per i tanti rifiuti abbandonati nel litorale agrigentino che non vengono ritirati dall'amministrazione comunale. Rissa sabato sera nel centro agrigentino a Porta di Ponte nel quartiere di Fontanelle con l'intervento delle forze dell'ordine. Il Castrum Favara e il Licata si giocheranno la partita per restare nella Serie D Girone I, entrambi sconfitte domenica. Il Camarat promosso in eccellenza. Buongiorno ai nostri telespettatori con l'appuntamento di TV Notizie di oggi lunedì 5 maggio, giornata di riflessione dedicata al ricordo della giovane Alice Schembri che si è tolta la vita all'età di 17 anni lanciandosi nel vuoto presso la rupe Atenea. Oggi giornata di riflessione presso l'Istituto Rita Levi Montalcini. Oggi una giornata in ricordo di Alice Schembri qui al Federico II, Istituto Rita Levi Montalcini. Sì, oggi abbiamo voluto ricordare una nostra ex alunna, Alice Schembri, ma soprattutto oggi vuole essere un messaggio di forza per tutti quanti a cercare di debellare questo grave fenomeno del bullismo e cyberbullismo. C'è la legge 70 del 2024 che dà delle indicazioni precise e dettagliate anche a seguito della precedente legge del 2017, la numero 71, ma noi come scuola siamo attenti a queste problematicità e devo dire che assieme a tutto il corpo docente abbiamo voluto organizzare questa giornata per sensibilizzare sempre più i nostri alunni, i nostri studenti ad avere atteggiamenti di rispetto nei confronti del prossimo, dei compagni e delle compagne. Credo che stiamo facendo un'azione educativa molto forte. In questo devo ringraziare le forze dell'ordine. Questa mattina abbiamo l'onore e il piacere di avere il signor Questore, il signor Provveditore agli Studi, i genitori Alice che hanno dato dimostrazione di quanto possa essere importante questo lavoro sinergico tra la scuola e la famiglia, perché, ripeto, episodi del genere non si verificano più. Fenomeni allarmanti sul nostro territorio e non vi è un'area geografica immune, attenzione, non vi è un'area geografica, non vi è un paradiso felice, no, è tutto il territorio nazionale e internazionale colpito da questi fenomeni che hanno gravissime conseguenze sulla salute mentale degli adolescenti. Perché che venga, che bene che vada, vengono colpiti da ansia e da depressione. Quando non va bene, permettetemi di passare ovviamente il termine bene, arriviamo al suicidio come nel caso di Alice. Allora, credo che questi importanti momenti di incontro e di confronto, dove la scuola svolge un ruolo importantissimo, perché spinge al dialogo, all'importanza dello studio. Perché studiare è importante? Quando noi studiamo, cosa facciamo, ragazzi? Noi ci mettiamo impegno, noi fatichiamo, perché dobbiamo imparare una lezione, perché dobbiamo essere interrogati, perché abbiamo un compito scritto. Impariamo quello che è il senso della responsabilità e del dovere. Non consideratelo qualcosa limitato al libro, al voto che porterete a casa. No, voi state imparando a vivere. State imparando che bisogna impegnarsi nella vita, perché poi questo senso di responsabilità e di dovere che avete sviluppato all'interno della scuola, all'interno del vostro percorso
percorso educativo e di studio lo porterete con voi come patrimonio quando affronterete la vita lavorativa, la vita familiare, quando diventerete genitori. Sono i comportamenti sbagliati che hanno una capacità di diffusione, di dilagare verso un'utenza ampissima rispetto a quello che un giorno era limitato a una schermaglia tra pochi compagni, tra pochi coetanei e tra pochi colleghi. La responsabilità nasce dalla consapevolezza dell'importanza di rispettarsi, rispettare gli altri, rispettare le sensibilità. Io penso che veramente una giornata di questa, vedere delle immagini, mentre venivo qui, anch'io ho voluto cercare, non sapevo di questo video, ho voluto cercare le fotografie di Alice che la ritraggono in uno scenario del mare bellissimo, con nei posti belli della nostra Sicilia, la nostra bellezza, e tutto questo pensare che si è rotto per una mancanza di consapevolezza, di rispetto, sono delle cose che non si possono correre il rischio. Per questo mi rivolgo a voi, ma mi rivolgo soprattutto alle vostre famiglie. Portate questo messaggio, portiamo questo messaggio. Io lo dico sempre quando incontro le scuole e i ragazzi, lo dico ai docenti, è un lavoro che dobbiamo fare tutti, perché nessuno nasce bullo, nessuno nasce violento. Abbiamo visto i fatti che sono successi pochi giorni fa a Monreale, ma ne potremmo citare infiniti. Cioè, non è possibile che per degli episodi che possono essere attraverso la rete, attraverso la rissa in una strada, attraverso l'uso di armi, attraverso l'uso di sostanze, di droghe, non è possibile che si metta a rischio la vita perdendola o piegandola e rovinandola in maniera indelebile nel corso della vita. In centinaia hanno partecipato alla fiaccolata organizzata nel centro storico di Palermo per ricordare i 3 ragazzi uccisi a Monreale. All'iniziativa hanno aderito le parrocchie e alcune associazioni del Palermitano. Si chiede maggiore attenzione verso le periferie, dove trovare armi e droga è sempre più facile. I colleghi di Palermo. Basta alla morte! Quindi con la vicinanza e la compattezza che deve durare dopo anche questa marcia, non soltanto con la fiaccolata, ma anche dopo la fiaccolata, perché siamo persone che ci dobbiamo rispettare. Viva l'amicizia, viva la vita! E con questo partiamo e nel silenzio esprimiamo la nostra vicinanza alle famiglie che hanno subito questo brutto lutto. Le famiglie di Salvo, di Andrea di Massimo. E di Massimo. Lei è l'organizzatore di questa fiaccolata in memoria delle 3 giovani vittime, Massimo, Salvatore e Andrea. E qual è il suo appello? Spero che questo serva in qualche modo a contagiare tutti i ragazzi palermitani e a ispirare il rifiuto alla violenza, ovviamente, in qualsiasi contesto. Molto bisogna fare sicuramente per i quartieri, diciamo così, a rischio. Molto si sta facendo, ma non è soltanto questo, perché se non si associa un elemento ovviamente di crescita a un elemento di controllo e di repressione, certamente sarà difficile venire fuori dal problema. Le radici sono molto profonde, c'è un disagio generale di cui sicuramente dobbiamo farci carico e su cui si è aperta una riflessione. Oggi stiamo aderendo a questo momento di convocazione spontanea per stare accanto alla comunità palermitana che chiaramente si ribella alla violenza e condanna quanto accaduto. Ho partecipato in maniera silenziosa ai funerali dei 3 ragazzi a Monreale e devo dire che veramente c'era una comunità racchiusa in maniera vibrante e il trauma e la tensione di quelle giornate ancora è percettibile fra le persone. Il tema è costruire una risposta, mai come in questo caso, di coscienza delle persone, perché oggettivamente questa cosa è una strage di che cosa? Di criminali che non hanno perso totalmente il senso della sacralità della vita. Lo Stato ci deve essere, l'attenzione al territorio ci deve essere, ma non sarà mai sufficiente se non c'è una capacità delle famiglie, della società,
di mettere ai margini questi criminali che purtroppo imperversano nelle nostre città, nelle nostre piazze. Ma adesso si è superato ogni limite. Io non oso immaginare e non mi riesco a mettere nei panni di quei genitori che vedono uscire i figli da casa dentro il loro paese e non tornare più dentro proprio casa. Chi conosce il dolore della perdita di un figlio già è drastico, ma perdere un figlio in determinate maniere è ancora peggio. Io vorrei tanto che tutti questi ragazzi capissero che bisogna divertirsi, ma intanto senza armi. Abbiamo veramente paura di far muovere i nostri figli, i nostri nipoti, di farli andare a scuola. A scuola trovi i bulli, ti vai a mangiare una pizza e ti devi spaventare se ti arrivano gli spari addosso. Ma dico, è normale, ma le istituzioni, ragazzi, noi non siamo tutelati, dobbiamo stare chiusi in casa. Sarà la comunità di Canicattì a ospitare la prossima edizione di Giovani in Festa 2026, l'annuncio al termine della manifestazione che quest'anno si è svolta a Lampedusa con grande partecipazione di oltre 1000 giovani arrivati da tutte le parrocchie dell'arcidiocesi di Agrigento. Il nostro servizio da Lampedusa. Credo che sia un evento più unico che raro, perché dopo 40 anni di attesa anche i giovani di Lampedusa hanno voluto gustare e godere di questo avvenimento diocesano che si è tenuto qua. Lampedusa è conosciuta ormai da tutti per il fenomeno dell'accoglienza, ma non solo dei migranti ma anche dell'accoglienza in genere. Qui è stata come una sfida, una scommessa dove si ci è creduto insieme al Vescovo e tutto è stato reso possibile. Vedi, quando sono arrivati la carovana, chiamiamola così, con le persone, con i ragazzi, c'era un altrettanto gruppetto di migranti che si dovevano imbarcare. Poi è stata toccante la testimonianza del piccolo, non mi ricordo il nome, che ha fatto alla Porta d'Europa. Credo che il messaggio, la preghiera siano di un segno di accoglienza che da qua, da Lampedusa, possa arrivare un po' da tutte le parti del mondo. È andato tutto bene, è riuscito tutto alla grande. Ieri sera abbiamo concluso appunto con lo spettacolo che si è svolto in piazza, c'è stata un'alta partecipazione anche appunto di persone del posto, dei nostri giovani, questo incontro appunto dei giovani della provincia che si sono incontrati con i nostri. Questa mattina abbiamo iniziato qui in questo luogo che è molto particolare, molto suggestivo, una piccola oasi di pace, questo santuario che si trova all'interno di questa zona verde. Dopodiché ci sposteremo in piazza e ci avviamo insomma verso la chiusura della manifestazione. Questo fiume di giovani, questa marea umana di giovani, oltre 1000 persone insomma uniti con i nostri che si sono recati presso la Porta d'Europa, l'intervento di un piccolo arrivato qui a Lampedusa e che è stato adottato da una famiglia di Favara, credo, è stato molto emozionante, anche le parole del nostro vescovo, insomma, bello. Sono orgoglioso insomma come sindaco dell'approccio, della disponibilità, del supporto che hanno dato tutte le famiglie di Lampedusa, le associazioni di volontariato di Lampedusa e gli imprenditori di Lampedusa, così come anche tutti gli enti, la parrocchia, la Croce Rossa, la Protezione Civile, insomma una giusta collaborazione che ha portato all'ottima riuscita della manifestazione. E si è svolta ieri a San Leone con grande partecipazione l'iniziativa Sbarazziamoci della cultura Maranza,
organizzata dal Coordinamento Cittadino di Gioventù Nazionale in collaborazione col Tiramento Comunale di Fratelli d'Italia di Agrigento. Le interviste. Sbaracciamoci della cultura Maranza, oggi questa iniziativa che avete portato qui a San Leone? Sì, oggi il coordinamento cittadino insieme al coordinamento di Gioventù Nazionale promuove questa manifestazione voluta da Gioventù Nazionale contro la cultura maranza. Siamo qui per dire no ad ogni forma di violenza che purtroppo in questi ultimi anni dilaga soprattutto nel mondo giovanile, non ultimo l'evento al quale non si può rimanere indifferenti che si è verificato a Monreale e siamo qui per dire quindi ad ogni forma di crescita culturale, sociale e a dire sì a tutte quelle iniziative che possano sensibilizzare le coscienze di giovani e di quelli anche meno giovani affinché eventi del genere non si verifichino più. Noi lavoreremo e continueremo a farlo accanto a Gioventù Nazionale, tutto il partito di Fratelli d'Italia su questo tema e non oltre in tutto il territorio. Oggi ci troviamo qui per sostenere la petizione che Gioventù Nazionale ha lanciato a livello nazionale per dire basta alla cultura dei maranzi, uno stile di vita che non fa altro che sminuire il disagio giovanile promuovendo una cultura basata sull'odio e la violenza. Sono troppi i nostri coetanei che sin da giovanissimi spacciano, delinquono, rubano e financo uccidono. Quindi oggi noi ci troviamo qui per dire basta perché noi non ci riconosciamo in questo tipo di generazione e promuoviamo una cultura basata sull'amore, sulla legalità e sul rispetto. E in provincia di Agrigento sono 6 le persone che hanno ricevuto l'altissima onorificenza della Stella del Merito al Lavoro che viene conferita ogni anno dal Presidente della Repubblica Mattarella. Sabato la cerimonia di accoglienza e consegna svoltasi ad Agrigento alla presenza del Presidente Giuseppe Migliore. Le interviste. Presidente, oggi si consegnano gli attestati dei maestri del lavoro del nuovo anno. Ieri una bella cerimonia a Palermo e oggi anche qui ad Agrigento. Sì, oggi è la continuità di quello che è a Palermo è successo al Teatro Politeama, dove 6 agrigentini sono stati insigniti con la Stella al Merito del Presidente della Repubblica e oggi anche noi qui ad Agrigento li abbiamo accolti, li stiamo festeggiando, anche noi consegneremo loro dei gadget, la tessera di iscrizione e altri piccoli regalini e soprattutto per fare, far conoscere loro la stragrande maggioranza dei maestri del lavoro di Agrigento. Voi svolgete anche un ruolo importante nel territorio, l'incontro che fate ogni anno nelle scuole per sostenere i valori della legalità, della sicurezza, insomma tanti argomenti. Sì, anche quest'anno abbiamo addirittura potenziato gli incontri dell'anno scorso, dove abbiamo incontrato circa 2000 ragazzi delle scuole superiori di secondo grado. Quest'anno siamo arrivati a 22 incontri e ne abbiamo altri 10 in programmazione e cerchiamo di avvicinare il mondo scolastico a quello lavorativo, soprattutto nel territorio di prossimità, per evitare che i nostri migliori cervelli possano fuggire o al nord Italia o all'estero. I criteri della scelta? I criteri della scelta? Avete scelto denominativi agrigentini, secondo quale criterio? No, i criteri, la segnalazione avviene da parte delle aziende pubbliche e private che intendono, chiaramente noi li abbiamo visitate, gli abbiamo parlato e scelgono i loro migliori collaboratori che meritano questo premio, perché ottenere la Stella al Merito del Lavoro, che ricordo è un titolo cavalleresco conferito dal Presidente della Repubblica, è il premio ed è anche un esempio per gli altri compagni di lavoro perché i migliori vengono premiati. La decisione dell'Assemblea dei Sindaci di Aica di aumentare la tariffa dell'acqua del 5,40% è inaccettabile e rappresenta un'ulteriore prova
della loro incapacità di gestire il servizio idrico in modo efficiente e responsabile. Un aumento ingiustificato, hanno dichiarato i vertici di Confcommercio con in testa il presidente Giuseppe Caruana. I sindaci della provincia di Agrigento stanno scaricando le loro responsabilità sui cittadini e sulle attività imprenditoriali e commerciali, aumentando la bolletta dell'acqua senza avere fatto nulla per risolvere i problemi di gestione del servizio idrico. Il disastroso e continuo disservizio idrico che affligge la provincia di Agrigento è una diretta conseguenza della cattiva gestione di AICA e di chi l'amministra. Confcommercio Agrigento chiede pertanto ai sindaci di prendere seriamente in mano la situazione e lavorare per garantire un servizio idrico efficiente e accessibile a tutti senza gravare ulteriormente sulle spalle dei cittadini e delle imprese. Infrastrutture e mobilità, futuro del territorio, l'ordine e la Fondazione degli Ingegneri incontrano il prefetto di Agrigento Caccamo e si ripropongono a supporto degli enti territoriali della nostra provincia. Il servizio. Si è svolto in prefettura un nuovo incontro tra il prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo e il presidente dell'Ordine degli Ingegneri della provincia Achille Furioso e il presidente della Fondazione dell'Ordine Domenico Armenio. L'incontro ha posto al centro della discussione l'infrastrutturazione del territorio, le criticità legate alla gestione dei servizi di pubblica utilità, la corretta conduzione degli appalti e la realizzazione di progetti di opere pubbliche finanziate dall'Unione Europea. Particolare attenzione è stata posta all'adozione delle metodologie informative BIM negli appalti, rispetto alla quale la categoria degli ingegneri ha un ruolo centrale nel territorio provinciale. Sono state focalizzate le novità del nuovo codice dei contratti pubblici, del correttivo emanato dal governo nel dicembre scorso, con riferimento all'affidamento dei servizi di ingegneria e alla necessità per gli enti locali di aggiornare il parco progetti esistenti, garantendo l'equo compenso. Tra i temi centrali il convegno nazionale La Sicilia Porta d'Europa del Mediterraneo, che si è tenuto lo scorso 21 marzo al Teatro Pirandello. L'evento ha rappresentato un momento di confronto di altissimo profilo, con la partecipazione del Ministro delle Infrastrutture Salvini, del Presidente dell'Italferro Lo Bosco, del Presidente dell'ENAC di Palma, dei rari rappresentanti dell'assessorato regionale alle infrastrutture. In tale occasione il Presidente Furioso ha espresso al Ministro Salvini, raccogliendo i desideri della comunità locale, la necessità di inserire lo scalo aeroportuale di Agrigento nel Piano Nazionale Aeroporti, PNA, a prescindere dalle valutazioni economiche in corso, demandando al mercato la verifica della sostenibilità dell'opera mediante gara pubblica per la realizzazione e la gestione da parte di operatori privati. Il sito individuato per l'infrastruttura è in località Piano Romano, nel territorio di Licata, ha già ottenuto il parere tecnico favorevole da parte dell'ENAC. Solo attraverso una collaborazione solida tra le istituzioni, ordini professionali e operatori del settore potremo garantire uno sviluppo infrastrutturale adeguato alle esigenze del territorio. Questo, quanto dichiarato dal Presidente della Fondazione Domenico Armenio, e confermando la disponibilità a promuovere iniziative condivise tra le attività rilanciate dall'Ordine e dalla Fondazione. Siamo pronti a collaborare attivamente per superare le criticità e a costruire un futuro migliore per Agrigento e per la Sicilia, ha concluso il Presidente Achille Furioso, ribadendo il ruolo strategico della professione. Sono anni che Mariamico sollecita e pretende dai vari sindaci che si sono succeduti, da Piazza, Miccichè, passando per Zambuto e Filetto, di pulire le spiagge e tutto il borgo marinaro, già da Pasqua e fino a ottobre. Non è tollerabile nella capitale della cultura trovare rifiuti ovunque, fogne e mare, come si vede da questo video girato dal responsabile di Mariamico Claudio Lombardo. In questi giorni sono stati spesi ben 238.000 euro per discutibili e poco apprezzate manifestazioni collegate ad Agrigento Capitale della Cultura 2025, invece di investire qualche soldo per rendere civile e ospitare la nostra città. Un'ulteriore occasione sprecata. Confindustria, Cisambiente e Arera per la gestione dei rifiuti urbani in Sicilia. Ce ne parlano i colleghi di Trapani.
Ecomed. Il tema è il bando di gara tipo previsto dall'ARERA. Diversi relatori autorevoli che conoscono bene il tecnicismo della regolamentazione. Ma cos'è l'ARERA? È un'autorità che regola tutto il settore della raccolta, del settore idrico e del settore dell'energia. Qual è lo scopo? Quello di uniformare, prevedere degli schemi tipo per tutti, performance uguali in tutte le regioni. Negli ultimi anni la regolamentazione ha cambiato molto il nostro modo di operare, soprattutto per noi aziende del settore della raccolta. Siamo dovuti in un certo senso abituare a cambiare quello che era la logica dei contratti pubblici. Noi da poco abbiamo istituito come CISA Ambiente Confindustria un protocollo d'intesa proprio per intervenire affinché tutto il settore riesca in un certo senso ad uniformarsi in maniera corretta alla regolamentazione. È stato siglato un protocollo d'intesa tra noi, CISA Ambiente Confindustria, l'ANEA, l'ANCI e altri organismi datoriali per far comprendere non solo a noi aziende private che ci occupiamo del servizio di gestione e raccolta, ma anche agli enti territorialmente competenti, per comprendere realmente quali sono i tecnicismi e come vanno adattati a questo settore. Se non si dialoga, chiaramente non riusciamo mai a portare avanti un risultato e quindi gli obiettivi di alte performance previsti appunto dalla regolamentazione non possono essere attuabili. Ciò che serve, e ce ne siamo accorti un po' tutti gli attori che hanno partecipato appunto a questo convegno, è la formazione. Alla base di tutto, far comprendere quali sono i veri e propri tecnicismi in maniera tale da poterla attuare. Formazione intesa su quello che prevede proprio la regolamentazione ARERA, tutte le procedure, tutti i tecnicismi, tutte le regole previste per l'attuazione di questi contratti, e questo vale non solo per l'azienda privata, ma soprattutto per gli enti pubblici, perché se il pubblico interpreta la regolamentazione in una maniera e l'azienda la interpreta in un'altra maniera, chiaramente non riusciamo a dialogare. Confrontiamoci, sediamoci e cerchiamo di interpretare correttamente quello che appunto prevede la regolamentazione. Di certo mi permetto di dire che per certi aspetti sia le aziende private che anche gli enti pubblici si sono trovati un po' spaesati, perché comunque è cambiata la logica di interpretazione del contratto pubblico di servizio. Mi rendo conto che gli enti pubblici, a differenza magari delle aziende private, investono un po' meno informazioni, ma molto spesso per ragioni anche non imputabili a loro stesse. Noi aziende magari abbiamo avuto la possibilità di rivolgerci a delle società o a dei professionisti che invece ci hanno spiegato un po' meglio qual è il percorso da seguire. Di contro però ARERA deve venirci incontro, perché il settore della raccolta dei rifiuti non è né il settore idrico e neanche il settore dell'energia elettrica. Serve confrontarsi, perché solo confrontandosi si riescono a risolvere i problemi. Se si va a senso unico non si va da nessuna parte. Dobbiamo cercare di formarci ancora di più, di studiare tanto. Tutte le aziende del settore è da anni che studiamo. Pensavamo che questa regolamentazione ARERA non trovasse mai applicazione, invece è arrivato il momento e quindi di corsa abbiamo dovuto imparare. Ci siamo dovuti per certi aspetti risederci nelle nostre scrivanie e studiare come ai tempi della scuola, e questo le aziende private sono riuscite a farlo, gli enti pubblici sono un po' indietro, però sono sicura che riusciremo a trovare un punto di incontro e ad aiutarci vicendevolmente. Linea alla regia per la pubblicità. È successo sabato sera nell'area di Porta di Ponte, a pochi passi dalla via Atenea, per motivi ancora poco chiari, un alterco tra 5 e 6 ragazzi. La situazione a un certo punto ha rischiato di precipitare. I poliziotti della questura, i carabinieri del comando provinciale in servizio in ordine pubblico sono intervenuti in maniera fulminea, sedando sul nascere il principio di rissa fra i giovani. Il piano di controllo del territorio disposto dal questore Tommaso Palumbo per garantire la cosiddetta movida sicura si è rivelato ancora una volta efficace per prevenire ogni forma di violenza. E l'intervento fulmineo dei poliziotti della sezione volanti della questura di Agrigento ha evitato il peggio. Un 25enne agrigentino è rimasto ferito al volto. 4 o 5 persone se le sono date di santa ragione per motivi sconosciuti dopo una rissa scoppiata nelle ore pomeridiane nel popolare quartiere di Fontanelle, nei pressi di alcune attività commerciali. Qualcuno, spaventato, ha chiamato il 112. Sentendo le sirene in lontananza, gli esagitati
Si sono così allontanati velocemente. L'unico a essere rintracciato poco più tardi dagli agenti è stato appunto il 25enne che aveva evidenti segni di colluttazione in faccia. Maltrattamenti contro la compagna, arrestato un uomo di 44 anni. Ce ne parlano i colleghi di Messina. Maltrattamenti e lesioni personali nei confronti della compagna. La polizia di Stato arresta 44enne messinese. Era stato lo stesso indagato a chiamare il 112 segnalando una lite. Gli agenti delle volanti sul posto hanno immediatamente ricostruito i fatti, appurando che quanto raccontato dall'uomo, nonché la stessa richiesta di intervento, fosse stato verosimilmente un escamotage volto a minimizzare quanto realmente accaduto. La polizia ha infatti accertato che durante la discussione l'uomo era passato alle vie di fatto. La donna ha raccontato di aver subito minacce, anche di morte, e di aggressioni passate. Attesa la flagranza del reato, gli agenti hanno proceduto all'arresto immediato del 44enne, convalidato dall'autorità giudiziaria nella successiva udienza di convalida. Si precisa che il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e che, in ossequio al principio di presunzione di non colpevolezza fino a sentenza di condanna passata in giudicato dell'indagato. A ribaltarsi è stata una Fiat Panda condotta da un giovane rimasto lievemente ferito. L'incidente stradale si è verificato oggi in via Cavalieri Magazzeni, alla periferia della città. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale. Secondo quanto raccontano i residenti della zona, nello stesso tratto di strada una ragazza era già finita a terra mentre era in sella al proprio scooter a causa di una copiosa perdita di acqua che renderebbe il manto stradale molto scivoloso. Salvato un escursionista in difficoltà nei pressi del rifugio Nociara, Fiume di Nisi, grazie all'intervento del soccorso alpino e speleologico. Ce ne parlano i colleghi di Messina. È stato individuato e salvato l'escursionista in difficoltà nel fine settimana nei boschi di Fiume di Nisi. L'uomo di 49 anni, originario di Trapani, aveva lanciato l'allarme dopo essersi perso nella fitta vegetazione. I vigili del fuoco, in collaborazione con i carabinieri e il soccorso alpino, hanno portato a termine con successo l'intervento di ricerca e di salvataggio dell'uomo. Dopo la richiesta di aiuto i vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente, raggiungendo il punto più accessibile con i mezzi disponibili. Una volta sul posto, sono riusciti a stabilire prima un contatto visivo con l'uomo. Fortunatamente, la situazione non presentava condizioni di emergenza sanitaria. Successivamente, il disperso è stato raggiunto dal personale del soccorso alpino, sempre sotto il coordinamento del capo squadra VF. L'uomo era stato visto per l'ultima volta dopo aver oltrepassato il rifugio Nociara. L'operazione di soccorso ha visto l'intervento delle squadre del soccorso alpino e speleologico siciliano, SAS, supportate dai carabinieri di Fiume di Nisi. L'escursionista, che stava bene, è stato accompagnato in sicurezza fino ai mezzi di soccorso e successivamente consegnato ai carabinieri per le procedure di rito. E passiamo ora alle notizie sportive. Sentiamo un commento del collega di TRM Alessandro Amato sulla sconfitta del Palermo contro il Cesena per 2-1, rischiando così fortemente la possibilità di giocarsi lo spareggio per salire nella Serie A. La partita è una prestazione schifosa, intanto dobbiamo dirlo e sottolinearlo, perché l'impressione è che il Palermo abbia giocato un amichevole, evidentemente già promosso e noi non lo sappiamo, e quindi vai a giocare a Cesena passeggiando per 95 minuti. Non lo sapevo che era un amichevole, invece pensavo, io illuso, che fosse una partita importante per dare una risposta dopo la sconfitta contro il Südtirol e per fare vedere che siamo pronti per i play-off. In tutto questo ci sono alcune cose che peggiorano clamorosamente. Intanto scendiamo dal sesto al settimo posto e sappiamo che non è la stessa cosa arrivare sesti o settimi. Avevamo le inseguitrici a 4 punti, adesso abbiamo Bari e Cesena ad un solo punto. Il Frosinone, che venerdì verrà al Barbera, ha un solo punto di vantaggio sui play-out, quindi deve venire a giocare una partita vera. Oggi non ho visto cuore, non ho visto organizzazione, non ho visto grinta, non ho visto azioni, ho visto 2 conclusioni verso la porta avversaria
abbastanza casuali. Ho visto una squadra che evidentemente non ha carattere, e questo l'abbiamo già riscontrato da parecchi mesi, e ha l'arroganza e la presunzione di continuare a chiedere e prendere lo stipendio pur essendo in vacanza. Ai calciatori bisogna chiedere: ragazzi, vi pagano profumatamente e bene, avete fatto una partita pietosa, e quando dico pietosa sono soft perché lavoro in TV e non posso andare oltre. Il Siracusa è promosso in Serie C, il Castrum Favara e il Licata si giocheranno la permanenza in Serie D, il Camarat promosso in eccellenza frena il Gemini, l'Akragas Futsal perde lo scontro per il salto di categoria. Di tutto questo ce ne parla il collega Carmelo Lentini. Capolista se ne va, la capolista se ne va, la capolista se ne va, e se ne va, la capolista se ne va. Il Siracusa si impone a Barcellona a Pozzo di Gotto contro la locale Virtus e viene così promosso in Serie C. Inutile vittoria invece esterna della Regina sul campo della San Cataldese. Adesso, avendo accumulato un vantaggio cospicuo nel proprio girone, la squadra dei Calabra accede direttamente alla fase nazionale playoff. Discorso diverso infatti per le zone basse, dove il Castrum Favara, perdendo in casa, va ai play-out contro il Licata. Gara che disputerà comunque al Giovanni Brucoleri e avrà a suo favore 2 risultati su 3. Infatti al Castrum Favara basterebbe anche non perdere per salvare la categoria. Playout anche per la Cireale, che tra le mura amiche affronterà il Città di Sant'Agata. Ci sarà lotta fratricida dunque tra le due agrigentine Castrum Favara e Licata per mantenere la Serie D. I playout si giocheranno domenica prossima 11 maggio a partire dalle ore 16. Ed ora vediamo un po' i risultati di questa ultima giornata di Serie D del girone I. Castrum Favara Città di Sant'Agata 0-2, Pompei Enna 1-3, Locria Cireale 1-1, Nissa batte Licata 3-2 con una doppietta di Riccardo Rotulo, dove già Virtus Siracusa 1-3, San Cataldese Regina 0-1, Scafatese Ragusa 2-1, Vibonese Paternò 1-1, ha riposato il Sambiase. E scendiamo di categoria anche perché si sono giocati alcuni scontri per la promozione nel campionato di eccellenza. Il Camarat infligge una sonora quaterna di reti al Montelepre per lo spareggio playoff di promozione e ritorna dopo alcuni anni nel campionato di eccellenza. La compagine del tecnico Accursio Sclafani allo stadio Fresina di Sant'Agata di Militello è scesa concentrata e compatta sul rettangolo di gioco, trovando al 20° il gol del vantaggio con Pettinato sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ed è anche raddoppiato con un tiro diabolico dell'argentino Jama. Sul 2-0 della fine del primo tempo, il Camarat, non pago del vantaggio, trova subito il tristi nella ripresa con un pallonetto di Serio. La gara si mette per il meglio e sul finale ecco arrivare il poker definitivo con Baio. Grande festa al triplice fischio finale dei tifosi camaratesi al seguito della squadra, che hanno continuato i festeggiamenti non appena arrivati nel proprio paese. Discorso diverso invece per i cugini del Gemini, che hanno ceduto ai calci di rigore ed il sogno di andare avanti nella competizione di Coppa Italia per ambire al salto di categoria. La compagine di Pietro Ancona avanti 2 reti, risultato di allantata. Nella gara quella di ritorno con il Messana subisce un tris, ma trova la forza di segnare un gol nel finale che gli permetteva di sperare nella lotteria dei calci di rigore. Purtroppo dagli 11 metri la compagine peloritana è riuscita a segnare di più e quindi il risultato finale dopo i calci di rigore è stato di 12-9.
e cambiamo disciplina. Svaniscono i sogni di promozione per il Clamar Akragas Futsal Calcio a 5. La compagine agrigentina è stata infatti sconfitta di misura dal Palermo Calcio a 5 con il risultato di 3-2. Le reti biancazzurre portano la firma di Toledo e di Bartolo. Quelle palermitane invece c'è stata una doppietta di Musso e una rete, quella vincente di Davì. Parte bene la compagine rosanero che guadagna il doppio vantaggio con Musso e Davì, poi di mezzo allo svantaggio Toledo. Palermo Calcio a 5 ancora avanti con Musso che segna il terzo gol ed infine la rete di Di Bartolo ed Agrigentino che fissa il punteggio finale sul 3-2 finale. Ennesima sconfitta per il Castrum Favara in casa contro il Sant'Agata per 2-0. A causa di ciò si giocheranno la permanenza nella Serie D, delusione dei tifosi. Ce ne parla il collega Giuseppe Moscato. Passerà attraverso le forche caudine dei play-out la permanenza o meno della Castrum Favara nel campionato nazionale di Serie D. Gli uomini di mister Pietro Infantino nell'ultima partita di campionato hanno confezionato l'ennesima sconfitta, più cocente perché in casa contro il Sant'Agata, un sonoro 2-0 che forse non trova giustificazioni. I gialloblu non ne sanno più vincere, in casa l'ultima vittoria è datata 19 gennaio con l'Akragas, gara in seguito invalidata dal ritiro degli agrigentini. Il tabellino indica 5 vittorie, 15 pareggi, 12 sconfitte per un totale di 30 punti, zona play-out da disputare in casa domenica prossima contro il Licata con l'unica agevolazione del doppio risultato, ovvero vittoria e pareggio. Il 2-0 permette anche al Sant'Agata di disputare i play-out che giocherà in casa della Cireale. Forte la delusione al Broccoleri da parte dell'affezionato pubblico. Quella di ieri, se dovessimo dare un giudizio, è stata sicuramente una pessima partita. L'11 di mister Infantino non ha dimostrato concentrazione, carattere e determinazione come richiesto e come necessario per ottenere un risultato positivo ed avere un orecchio agli altri campi, ma i favaresi sono stati sorpassati dagli avversari, sicuramente più decisi e determinati. Il Sant'Agata al primo tiro in porta passa in vantaggio, Faccetti riprende una respinta del portiere Scuffia e scarica il tiro a rete. Gol che non scuote il Castrum Favara che appare incapace di reagire e il tecnico Infantino sostituisce Frangiamore con Traoré per dare maggiore vivacità ad un attacco spento, ma la mossa naufraga subito perché Traoré dopo appena 7 minuti si fa espellere per un fallo di reazione. Nella ripresa e con un uomo in meno la partita è tutta in salita. Al 77esimo gli ospiti chiudono la gara con il raddoppio di Nunzi con un tiro dalla lunetta. Partita terminata, il Sant'Agata a festeggiare in curva con una ventina di tifosi, Castrum Favara a testa bassa, ma tra gli applausi di incoraggiamento dei tifosi per non perdere l'ultimo treno, il difficilissimo derby di domenica con il Licata. Ma sentiamo le impressioni dei due tecnici in sala stampa. Sì, dispiace, chiediamo scusa a tutti, forse il primo colpevole dovrei essere io, sono io perché poi alla fine sono il capo di questo gruppo, forse ho sbagliato la preparazione alla partita, è anche vero che avevamo 4-5 giocatori che facevano fatica, hanno dato grande disponibilità, però alla lunga forse come Palma, Varela, Paglioni, anche Mutasiro che ha cercato di dare la sua mano, però dopo 10 minuti si è fatto male. Però al di là di questo anche il risultato dell'altro campo ha smontato i ragazzi, però ad oggi, come ho detto 15 giorni fa, avevamo questa possibilità, l'abbiamo steccata, però c'è l'altra, quella finale, che dobbiamo dimostrare veramente se ci vogliamo salvare, recuperare le energie nervose, fisiche e giocarci questa partita in casa. Dispiace perché siamo partiti bene, poi dopo
siamo stanchi di prendere gol dopo 20-25 minuti alla prima azione che fanno gli avversari. È un'annata particolare. Sembra una partita fotocopia. Fotocopia tutto, poi abbiamo creato un po' di occasioni, di mischie più che occasioni, poi l'espulsione di Traoré ci ha smontati, ci ha messo in grossissime difficoltà, anche se i ragazzi hanno provato, però non era facile. Certo, era già difficile rimontare il risultato, farlo in 10 era quasi stato più difficile, però oggi è una giornata dura, però come sempre noi ci dobbiamo mettere la faccia, perché la gente merita che noi non ci tiriamo indietro. Credo che adesso abbiamo questi 2 giorni di riposo. Questa settimana lavoreremo molto sull'aspetto del recupero degli infortunati, è un recupero mentale per giocarci questa partita, che si incontrano 2 squadre che vogliono, della provincia di Agrigento. Questa è la cosa più dura da gestire, perché una si è ritirata e 2 fanno i play-out, che significa che c'è un movimento che quest'anno ha steccato, però come dico, i play-out sono morte tua, vita mia, e noi faremo di tutto per essere a fine partita, essere quelli che mantengono la categoria. Partiamo vantaggiati per il regolamento, si gioca in casa con il doppio risultato. Sì, però sono partite secche, sono partite che ci deve arrivare bene. Per questo ho detto, ragazzi, azzerate tutto, oggi riposatevi, giusto che ci prendiamo le parolacce, è giusto che la gente dica che siamo giocatori, allenatori, staff con poca personalità, però è giusto che sia così. Mi è piaciuto il discorso che ha fatto il Capultrà, ha detto che oggi abbiamo fatto una bruttissima figura, però da questa settimana dice avete la possibilità di salvare la stagione. È stato un discorso saggio, un discorso coerente, quello che abbiamo fatto noi dentro lo spogliatoio, azzerare tutto, concentrarci, recuperare le energie, recuperare gli infortunati, perché ci dobbiamo presentare in un modo importante contro un avversario che quest'anno era partito per fare un campionato di alta classifica, ma si ritrova con noi a lottare per mantenere la categoria. Pesantissima vittoria a casa del Favara, mantenete la posizione e vi giocate tutto ai play-out. Partita cardiopalma, perché noi avevamo solo il risultato, avevamo cercato di preparare questa partita nel migliore dei modi, conoscendo una squadra che sicuramente arcigna, una squadra che regala poco, una squadra ben organizzata, ma siamo venuti qua con coraggio a giocarci la nostra partita, abbiamo cercato di sfruttare meglio quelle che sono le nostre caratteristiche e devo dire che l'abbiamo fatta meglio. L'interpretazione della gara dei ragazzi oggi è stata impeccabile, ma soprattutto l'atteggiamento che poi alla fine fa la differenza, soprattutto in queste partite qui. Quindi veramente un grande applauso ai miei, ma da quando sono arrivato io questi ragazzi mi stanno dando tutto. Abbiamo cercato di trovare un'identità come squadra e oggi raccogliamo, secondo me, intanto un obiettivo che è quello dei play-out che ci siamo meritati sul campo, e quindi ci andiamo a giocare questa salvezza con tutto quello che noi abbiamo dentro. E questo è tutto per TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 con replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.